Amém? E volevo che le persone che sono là dentro, che qualcuno li vada a chiamare, per favore. Amém. Aleluia. Amém. Ti invito a chiudere i tuoi occhi in questo momento e preghiamo.
Padre, in nome di Gesù, Signore, noi cominciamo questo culto, Signore. Questo culto di adorazione a Te, di ringraziamento per il Tuo sacrificio, Signore. Questo culto che noi cominciamo già a dichiarare che sarà un culto che segnerà le nostre vite, Padre. Noi cominceremo già questo culto dichiarando, Signore, che oggi il Signore compierà meraviglie in mezzo a noi, Signore. Noi cominciamo questo culto, Signore, ringraziando, Signore, per tutto ciò che il Signore farà nella nostra vita, Padre. Spirito Santo, che ogni pensiero negativo in questo momento, ogni cosa che il nemico della nostra vita, Signore, cerca di farci mettere nella nostra mente per farci distrarre, Signore, di ciò che il Signore vuole fare, Signore. Noi allontaniamo nel Tuo nome, Signore. Noi dichiariamo, Signore, che la nostra mente è protetta da Te, Signore, e che questa sera, Signore, noi vedremo, Signore, il Tuo muovere in questo luogo, Padre. In nome di Gesù, Signore, vieni, Signore, e riempi questa casa con la Tua presenza, Signore. Vieni e riempi il nostro cuore, la nostra vita, Signore. Che ogni, Signore, cosa, Signore, che noi siamo venuti a cercare, Signore, che il Signore possa darci la certezza che noi usciremo di qua, Signore, con la nostra vittoria, con la nostra benedizione, Padre. Ma noi non siamo qua solo per benedizione, noi siamo qua, Signore, perché la Tua presenza è qui, Signore. Noi siamo qui perché il Tuo Spirito Santo è in questo luogo, Padre. Signore, ricevi la nostra adorazione, Padre, in nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù. Amém. Questo culto si chiama Adorarti. E non so se vi siete mai domandati perché si chiama Adorarti. Non so se sapete perché si chiama. Ma questo culto si chiama così perché noi ci riuniamo qua per adorare il Signore. Noi ci riuniamo qua per rendere a Lui la nostra adorazione. E se voi notate, le canzoni che noi abbiamo messo, tutte le canzoni che noi mettiamo, sono canzoni di lode al Signore. E non vorrei che tu venissi qua con un pensiero diverso da questo. Tu vieni qua e dici: Signore, io sto andando nella Tua casa perché io voglio adorare il Tuo nome. E ogni volta che tu vedrai questo nome adorarti, tu dici: Signore, io so che sto andando in un luogo di adorazione. Le canzoni noi prepariamo, noi preghiamo, noi sappiamo, noi li colleghiamo. Sono canzoni di adorazione a Dio. E questa canzone che noi vogliamo cantare adesso dice soltanto due parole: ti innalziamo, ó Signore. E è proprio così che io voglio cominciare questo culto che si chiama Adorarti. Adorando il nome del Signore con tutto il nostro essere. Noi non siamo qua venuti per cercare benedizioni. Se il Signore ci darà, noi lo ringrazieremo. Ma noi siamo venuti qua per la cosa più importante della nostra vita, la presenza di Dio. E allora io ti invito a adorare il Signore. Ti invito a innalzarlo, ti invito a buttarti nella sua presenza. Io ti invito a dimenticare tutto ciò che è passato in questo giorno. Dimenticare tutto ciò, le bugie che Satana ha raccontato, e innalzare il nome del Signore. Ti invito a innalzare il nome del Signore. Ti innalziamo, ti le tue voci dichiarano: ti innalziamo. Siamo qui per questo, Padre. Ti innalziamo.
Ele viene. Quanti credono che Ele viene? Un giorno noi canteremo queste parole in cielo. Ti immagini se qua è bello e ti immagini quando saremo in cielo, perché il nostro Gesù presto ritornerà e la sua chiesa rapirà e noi insieme agli angeli canteremo e adoreremo a Lui.
Sei pronto? Io so che presto il Signore arriverà. E chi è pronto con Lui ci andrà. Alleluia. Amen. Possiamo fare un applauso al Signore? Pace del Signore a tutti. Potete sedervi un paio di minuti, vi darò qualche avviso. Intanto diciamo ai bambini di prepararsi che tra poco tocca a loro. Prima di tutto vogliamo dare il bentornato alla nostra diaconessa Norma, che dopo vari mesi di riposo in Brasile è tornata qua con noi per adorare, servire il Signore insieme a noi. È un piacere riaverti qua, Norma. Siamo tanto felici che sei tornata. So che stavi bene là, ma noi siamo felici di averti qua insieme a noi. Amen. Volevo chiedere a John se può mettere la foto del furgone, proprio questa. Forse avete visto questa foto sui gruppi, forse questa non l'abbiamo girata sui gruppi della chiesa. Questo qua è il furgone che abbiamo aiutato a riempire per partire verso l'Ucraina. Come sapete, qualche giorno fa ci siamo trovati qua in chiesa, molti di voi ci hanno aiutati, più che hanno aiutato di noi, hanno aiutato queste persone che hanno molto bisogno, con alimenti, vestiti, medicinali. So che tantissimi hanno aiutato in preghiera e questo è il frutto di ciò che abbiamo fatto. È poco per tutto quello che servirebbe, ma sono sicuro che Dio è con noi e è in questo proposito. Per questo motivo non vogliamo fermarci qua. So che molti di voi hanno già portato ancora cose per aiutare, anche perché quello che abbiamo fatto qua è stato nel giro di 24 ore, da un giorno all'altro siamo riusciti a fare più di 40 scatoloni di cose. Adesso abbiamo più tempo perché adesso c'è un centro proprio qua vicino a Opeano, mi hanno detto, che sta raccogliendo questa merce, quindi chiunque abbia in cuore di portare qualcosa, vestiti, alimenti, medicinali, qualsiasi cosa è ben accetta. Quello che ci dicono è che servono più cose per bambini piccoli, perché giustamente queste persone che hanno bisogno di
di questi medicinali, di questi alimenti e vestiti, sono persone che stanno uscendo dal paese, e i maschi non possono uscire dal paese perché adesso in Ucraina vige la legge marziale, quindi loro dai 18 ai 60 anni hanno l'obbligo di restare nel paese e combattere. Chi esce dal paese sono le donne, sono gli anziani e sono soprattutto i bambini, quelli piccoli. Quindi quello che dicono è che servono tanti vestiti per bambini piccoli, medicinali per bambini piccoli, pannolini, cibo per bambini piccoli come latte in polvere, omogenizzate, tutte queste cose qua. Quindi adesso c'è questo centro a Vallese, a Opeano, da queste parti, mi daranno l'indirizzo preciso a giorni, e chiunque voglia aiutare, noi il prima possibile vogliamo riempire macchine per portarli là e continuare a benedire queste persone con un piccolo aiuto in confronto al tanto che ne servirebbe, e continuiamo tutti quanti a pregare per loro. Amen. Chiedo anche di mettere la foto del libro. Gli uomini lo sanno, gli altri no. Cominceremo presto a leggere questo libro tutti quanti insieme, un libro per gli uomini della Chiesa, come vedete dal titolo Seja Homem, che significa sì uomo. Questo è un progetto che vogliamo portare avanti col gruppo degli uomini. Sono sicuro che questo libro benedirà tanto la vita di tutti gli uomini della Chiesa, quindi chi ancora non ha aderito a prendere questo libro lo faccia il prima possibile, perché siamo in contatto con la persona che dal Brasile li invierà qua. Ma voglio estendere l'invito a chiunque voglia comprare questo libro per suo marito, per suo fratello, per il zio, il nonno, il vicino di casa. Se sapete che c'è qualcuno che ha bisogno di ricevere un insegnamento per uomini forti, per uomini che possono cambiare una generazione, entrate in contatto pure con me o con l'Andrea, perché vogliamo fare questo ordine, visto che è un ordine che arriverà dal Brasile. Prenderemo tutti i libri insieme per comodità, quindi chiunque voglia acquistare questo libro ce lo faccia sapere il prima possibile, che appena possibile faremo partire quest'ordine. Per quanto riguarda i libri, abbiamo ancora qua con noi, se non sbaglio, 10 libri del pastor Paulo César Souto, quel pastore che è stato con noi nelle scorse settimane. Lui ha lasciato qua con noi alcuni libri in italiano, lui ha scritto 2 libri in italiano. Un libro si intitola C'è bellezza nel deserto, che parla appunto di come il deserto possa portare ricchezza alla nostra vita spirituale. L'altro libro invece si intitola Quando l'ultima lampada si spegne, che parla della Chiesa dei giorni nostri. Se qualcuno volesse acquistare questi libri per benedire la vita del pastore, tutto il ricavato ovviamente noi lo invieremo a questo pastore in Portogallo per benedire la sua opera, per aiutarlo a scrivere altri libri. Chi ha partecipato ai culti, agli insegnamenti insieme a lui ha visto che ricchezza spirituale che porta alle persone. Questi libri sono sicuro che porteranno la stessa ricchezza spirituale a tutti quanti noi, quindi se avete questo desiderio di acquistare questi libri, noi ce li abbiamo qua, e dopo cercate pure me o l'Andrea che appunto abbiamo i libri qua con noi. Infine un ultimo avviso, dopo i bambini potranno entrare. Mercoledì 23 marzo nel nostro culto di carica avremo qua con noi il pastor Sergio Jara Cagnette. Il pastor Sergio è il vicepresidente della nostra chiesa sede in Brasile, a Campogrande. È stato pastore qua con noi negli anni passati, e chi lo conosce non ha bisogno di presentazioni. Chi non lo conosce venga mercoledì 23 e vedrà che grande uomo di Dio e quanto la parola che Dio gli dà può cambiare la vostra vita. Quindi vi aspettiamo mercoledì 23 col pastor Sergio per una serata di miracoli, una serata di benedizioni, una serata di cambiamento per le nostre vite. Amen? Tutto chiaro? Bene, riditemi tutto ciò che ho detto. Sto scherzando. Chiamiamo i bambini per... Carigna. Chiamiamo la Clarinha.
Pace a tutti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Resistetevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato del Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi invocati dal maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza. E la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.
Amém. Amém. Vi invito a alzare in piedi in questo momento. Solo chi è genitore capisce questo momento. Amém? Facciamo una preghiera a questo momento per le decime e le offerte. Amém? Sapete che se volete offertare con i bancomat c'è la nostra sorella Katia che c'è sempre lì per ricevere. Preghiamo anche per le persone che non hanno lavoro in questo momento, sono in difficoltà, e se la Chiesa può aiutare in qualche modo, che Dio possa farci arrivare a queste persone. Amém? Preghiamo insieme. Padre, in questo momento noi vogliamo benedire la tua Chiesa, Signore. Sia una Chiesa che benedice la tua Chiesa, sia una Chiesa che offerta nella tua casa, una Chiesa che sostiene quest'opera, Signore. Sappiamo che quest'opera è sostenuta di questa Chiesa, Padre, con amore, Signore. Ognuno, Signore, porta la sua decima e sua offerta, Signore. Ciò che noi vogliamo, Signore, è la gioia, Signore, vedere, Signore, che c'è gioia nel dare al Signore, Padre. Signore, non lasciare che nessuno venga a donare, Signore, con rabbia il suo cuore, Signore, dare perché devi dare, Signore, ma che la gioia del Signore possa traboccare, Signore, quando questa persona portano questa adorazione nella tua casa, Signore, perché è un modo di adorarti, Signore, è un modo, Signore, di fare con che questa opera continui, Padre. E nel tuo nome, Signore, che questa Chiesa, noi dichiariamo che questa Chiesa è una Chiesa benedetta, Signore. Questa Chiesa è una Chiesa gioiosa nel dare al Signore, Padre. In nome di Gesù, Signore, benedici la tua Chiesa. Amém.
Cantiamo ancora. Perché di te io sulle acque io cammino, che vado. Dichiara questo a Dio. Ad aprire la tua Bibbia nel Salmo 46. Amém? Preghiamo per il pastore. Amém. Padre, nel tuo nome, Signore, in questo momento, Signore, Enrico ha preparato una parola, Signore, che è venuta dal cielo per la nostra vita, Signore. Spirito Santo, ti chiedo, Signore, che i nostri cuori, Signore, possano essere aperti, Signore, e che tutto ciò che il Signore ha messo nel suo cuore, Signore, che Lui ci riesca, Signore, a trasmettere alla tua Chiesa, Signore. Spirito Santo, tu l'hai scelto, Signore, e io credo, Signore, che il Signore c'è una parola impattante per la nostra vita questa sera. C'è una parola che cambierà la nostra vita, Signore, che ogni distrazione della nostra mente venga, Signore, scappare via in questo momento, nel nome di Gesù. Benedice il tuo figlio, Signore. Fallo, Signore, esprimere, Signore, la tua parola questa sera, Padre, al 100%, Signore. E nessuna paura, Padre, possa prendere il suo cuore, Signore, e sua mente, Padre. In nome di Gesù, Padre. Amém. Amen. Salmo 46, leggerò il versetto 1. Il Salmo 46 ha anche una prefazione, una spiegazione di come leggere il Salmo e di chi l'ha scritto e per chi è. Dice così: al direttore del coro, dei figli di Core, per voci di soprano, canto. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Amen. Potete sedervi. Avevo già la parola pronta da alcuni giorni per questa sera, finché mia moglie non mi ha fatto venire le paranoie. Un giorno gli ho detto: ho già la parola pronta, sono felice, so già che canzone dovete cantare alla fine. E mi ha detto: ma è proprio la parola che Dio vuole che porti alla chiesa? Signore, da quel giorno lì è cominciata la disperazione. Ma c'è qualcosa che il Signore mi ha parlato in questi giorni qua e mi stava parlando da diverso tempo. La parola l'ho cambiata completamente, non è la parola che dovevo portare, ma Dio da diverso tempo mi stava parlando, mi stava facendo capire una cosa, e sia nella mia vita privata che nella vita ormai mondiale, possiamo dire,
attraverso tutte queste cose che stanno avvenendo in Ucraina, che tutti quanti noi sappiamo. E proprio l'altro giorno, visto che nel mio nuovo lavoro io non faccio veramente nulla da quello che si dice, perché lavoro 4 ore, secondo mia moglie il mio lavoro funziona così, io lavoro 4 ore, di cui in 2 ore mangio, cioè coi bambini, 1 ora si mangia, 1 ora si fa ricreazione, e nelle altre 2 guardiamo un film. E spesso è vero. E l'altro giorno abbiamo guardato un film, è un film che parla di Nelson Mandela. Probabilmente tutti quanti voi sapete chi è questo Nelson Mandela, è stato presidente del Sudafrica dal 94 al 99 e prima di lui non c'era mai stato un presidente nero in Sudafrica. Lì c'era l'apartheid, c'era molto razzismo, i neri e i bianchi erano completamente separati, non potevano neanche andare negli stessi bagni, non potevano usare gli stessi mezzi pubblici, non potevano vivere nello stesso quartiere, dovevano vivere in quartieri separati, era molto molto razzismo. E questo Mandela è stato in prigione per quasi 30 anni per questo suo attivismo politico contro l'apartheid, no? Lui voleva proprio l'uguaglianza, non voleva che i neri fossero più forti, lui proprio voleva l'uguaglianza tra neri e bianchi. E Mandela disse che durante questi suoi 30 anni di prigionia, quello che gli ha dato forza è stata una poesia. E questa poesia si chiama Invictus in latino, che significa indomito o invincibile probabilmente. E questa cosa mi ha fatto ragionare, perché Mandela per 30 anni circa, 27 anni è stato in carcere e lui ha tratto forza da una poesia. E quello che Dio mi ha fatto pensare in questi giorni, già da prima di vedere questo film, è in cosa tu prendi la tua forza, in cosa, da chi tu trai la tua forza, da cosa tu prendi la tua forza. Ho vissuto delle situazioni in cui io ero convinto che la mia forza era Dio e oggi lo sono ancora di più. La mia forza non può essere una poesia, la mia forza non può essere una canzone. Mi ricordo che quando giocavo a calcio, quando ero un po' più giovane, non sono vecchio, ma quando ero un pochino più giovane e giocavo a calcio, prima delle partite mi mettevo le cuffiette e ascoltavo sempre la solita canzone, perché quella canzone mi dava forza. Penso che tutti quanti noi abbiamo dei rituali, no? Forse prima di un avvenimento importante, o per chi va a scuola, prima di una verifica, di un esame o di un evento sportivo, prima di fare qualcosa di importante, tutti quanti noi probabilmente abbiamo dei rituali, qualcosa che secondo noi ci dà forza. Spero che per molti di noi questa cosa sia la preghiera, ma probabilmente non sempre è la preghiera, può essere anche qualcos'altro. Se noi pensiamo ai giocatori di calcio quando entrano in campo, se avete già visto una partita, tutti entrano così, no? Il 90% dei giocatori di calcio entra in campo facendo il segno della croce, come se questo segno della croce potesse dargli più forza. Noi in cosa troviamo la nostra forza? Tu in chi, da chi tu trai la nostra forza, la tua forza? Il mio consiglio questa sera, in questa sera di Santa Cena, in cui spero che noi possiamo arrivare a prendere la Santa Cena con una convinzione diversa o con una convinzione più forte di chi sia la nostra vera forza, è questo: che Dio possa essere la tua forza, che Dio possa essere il tuo rifugio, come diceva questo salmo, che Dio possa essere la tua forza, che tu possa trarre la tua forza da Dio. E questo per 2 motivi. Il primo motivo è che, come ho detto prima, una poesia o una canzone o il segno della croce o baciare una catenina o 1000 altri rituali non hanno nessun valore. Può forse questo darti qualche tipo di forza? Ti chiedo veramente, può darti qualche tipo di forza? Forse sì, forse questo può darti un tipo di forza, perché se
tu ti autoconvinci che questa cosa ti dà forza, allora tu riuscirai a dare il meglio di te. Il tuo rituale può trarre fuori il meglio di te, dare il meglio della tua forza umana. Questo è il tipo di forza massimo raggiungibile da questi piccoli rituali o da queste parole che non sono parole di vita eterna. Questo è il massimo di forza che possono raggiungere. Cosa vuol dire? Che noi cristiani che fondiamo la nostra forza in Dio non possiamo dare il meglio di noi, non dobbiamo dare il meglio di noi? Assolutamente no. Dio disse più volte: sii forte e coraggioso. Dio vuole che noi diamo il meglio di noi. Saul e Jonathan erano considerati delle aquile e dei leoni, perché il loro arco e la loro spada sempre portava morti in battaglia, perché davano il meglio di loro. Dio vuole che noi diamo il meglio di noi. Dio non sta dicendo soltanto chi si autoconvince col segno della croce deve dare il suo meglio o con una poesia. No, Dio vuole che noi diamo il meglio di noi. Ma tutti questi rituali possono trarre solo il massimo della nostra forza umana. Il secondo motivo per cui noi dobbiamo fondare la nostra vera forza in Dio è che la nostra forza è determinata da dove traiamo la nostra forza. Ripeto, non so se hai capito, la nostra forza è determinata da dove traiamo la nostra forza, da dove prendiamo la nostra forza. Se noi prendiamo la nostra forza da uomini, il massimo della nostra forza sarà una forza umana. Se noi traiamo la nostra forza da Dio, il massimo della nostra forza sarà una forza divina. Io voglio avere una forza divina con me. Non so te, ma nel momento della difficoltà io voglio avere una forza divina con me. Io non voglio che la mia forza sia tratta dall'autoconvincimento che il mio rituale può portare il massimo della mia forza, no. Io voglio che nel momento della difficoltà io dia il meglio, ma al mio fianco ci sia una forza divina che è molto più grande della mia forza umana. Tutto ciò che viene da Dio è molto di più della nostra forza umana. Prendiamo degli esempi biblici. Io posso allenarmi quanto voglio in palestra per avere muscoli e posso riuscire ad avere dei muscoli veramente grandi, ma Sansone aveva una forza che veniva da Dio, e per quanto io mi alleni in palestra mai riuscirò ad avere una forza come quella di Sansone, perché la forza che viene da Dio è più di quella che si può trarre dal massimo della forza umana. Io posso leggere tutti i libri del mondo, ma non riuscirò mai ad avere una saggezza come quella di Salomone, perché la saggezza di Salomone era una saggezza che veniva da Dio, e la saggezza che viene da Dio è molto più di ogni saggezza che può venire dall'uomo. Io posso essere molto bravo negli investimenti, posso essere una persona che risparmia molto, ma difficilmente riuscirò ad avere una vita prospera, sia finanziariamente sia nella vita privata, come Giobbe, perché c'è scritto nella Bibbia che era Dio stesso che benediceva sia la vita materiale sia la vita familiare di Giobbe, e tutto quello che aveva Giobbe prosperava, perché la prosperità che viene da Dio è molto molto più grande di quella che può venire da un uomo. Pietro stava pescando e tornò a riva senza neanche un pesce. Arrivò Gesù e gli disse: getta ancora i pesci in mare, getta ancora le reti in mare. E Pietro tornò con così tanti pesci che una sola barca non ne poteva contenere. Gesù si ritrovò in un matrimonio che era quello di Cana e il vino finì. E quando il vino finì tutti erano disperati. Allora Gesù tramutò l'acqua in vino e arrivò il maestro di tavola, andò dallo sposo e gli disse: bravo, perché hai lasciato il vino migliore per ultimo, perché il vino che viene da Gesù è molto più buono. I pesci che vengono da Gesù sono molto più abbondanti. La forza che viene dal Signore è molto più grande
che è quella che può venire da noi come umani. La tua forza è determinata da dove tu trai la tua forza. Da dove tu stai traendo la tua forza questa sera? Da dove tu hai tratto la tua forza fino ad oggi? Dalle tue capacità mentali, dalle tue capacità fisiche, da quello che tu sai e puoi fare? O hai confidato totalmente in Dio? Abbiamo appena cantato guidami, perché di te io mi fido. Confida in Dio. Quello che io voglio dirti questa sera è: confida in Dio. Nel momento della difficoltà, in qualsiasi momento della tua vita, confida in Dio e cerca in Lui la forza. Cerca in Lui la forza, perché per quanto tu ti possa impegnare, i tuoi sforzi umani non raggiungeranno mai il livello di una forza divina nella tua vita. Mai. Confida in Dio e cerca in Lui la forza. Ci fu un giorno in cui, questo è un brano di 2 Samuele, capitolo 30, Davide era perseguitato da re Saul e viveva negli accampamenti, e un giorno uscì dal suo accampamento con l'esercito. Successe che un popolo, vedendo che l'accampamento era privo di esercito, andò nell'accampamento di Davide e rubò tutto, distrusse tutto e rapì tutte quante, donne e bambini. Quando Davide col suo esercito tornò all'accampamento, vide che era stato raso al suolo, e Davide era angosciato perché le sue mogli erano state rapite, perché il suo popolo aveva perso tutto quello che aveva. Quelle persone che si erano fidate di lui nonostante il re li stava perseguitando, avevano perso tutto, e queste persone si erano rivoltate contro Davide, volevano lapidarlo, c'è scritto. Eppure in quel capitolo, al versetto 6, c'è scritto così: Davide si fortificò nel Signore. Davide, per riuscire a reagire a quella situazione, si fortificò nel Signore. Era una situazione disperata, aveva perso tutto, aveva perso i suoi seguaci, aveva perso ogni bene materiale, aveva perso la sua famiglia. Le persone volevano ucciderlo, e Davide non scappò, ma si fortificò nel Signore, reagì a quella situazione e Dio gli diede in mano il popolo nemico, e Davide riottenne tutto quello che aveva, perché aveva affidato la sua forza a Dio, stava traendo la sua forza dal Signore. In Filippesi 4,13 c'è scritto che noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Il Salmo 20, versetti 7 e 8 dice: gli uni confidano nei carri e gli altri confidano nei cavalli, ma noi invochiamo il nome del Signore, del nostro Dio, e loro cadranno e periranno, ma noi resteremo in piedi. Ci sono persone che confidano nei loro mezzi, ci sono persone che confidano nei loro carri, nei loro cavalli, ma noi invochiamo il nome del Signore. La nostra forza non sono ciò che abbiamo, non è ciò che noi possiamo fare, la nostra forza è nel Signore. Quando abbiamo difficoltà noi invochiamo il suo nome, e quando gli altri cadranno noi, grazie a Dio, resteremo in piedi. Per tutti questi motivi noi dobbiamo fondare la nostra forza, trarre la nostra forza nel Signore, perché la nostra forza è determinata da dove noi traiamo la nostra forza. Forse tu mi dirai: va bene, io non sto vivendo in Ucraina, io non sto passando per questa guerra, io non sto passando per nessuna guerra. In Italia oggi non c'è la guerra, forse domani ci sarà, non si sa, speriamo di no. Mia mamma era sconvolta sapendo che la Norma è tornata in Italia proprio adesso che potrebbe scoppiare la guerra. Ha detto: ma è impazzita la Norma a tornare proprio adesso. Mia mamma sta cercando di scappare via da qua, sta lì tutto il tempo a guardare se gli rinnovano il passaporto. È vero, forse noi oggi non stiamo vivendo una guerra, ma la nostra forza
comunque dobbiamo affidarla al Signore. Noi comunque dobbiamo trarre la nostra forza dal Signore, perché la forza che viene dal Signore ci è d'aiuto in tanti ambiti della nostra vita. E fino adesso ho parlato di Davide proprio perché a lui serviva la forza del Signore per la guerra, perché Davide ha vissuto una vita intera perseguitato. Fin da quando era giovane, fin da quando viveva ancora nella sua famiglia, lui era il rifiutato, diciamo, tra i suoi fratelli, perché era il più piccolo dei fratelli. Lui era quello che veniva un po' esonerato, no? Lui veniva mandato a pascolare il gregge finché i fratelli più forti, più grandi andavano in guerra. Dopodiché, per riuscire a comparire, è andato a combattere contro un gigante. E dopo di questo è stato perseguitato da Saul, e dopo che Saul è morto, Davide è diventato re, è stato perseguitato dai suoi figli, ha vissuto una vita di persecuzioni Davide. Per questo lui cercava la forza del Signore, no? Per riuscire a fuggire da queste persecuzioni. Ma non è solo questo l'ambito in cui noi dobbiamo cercare la forza del Signore. L'Apostolo Paolo cercava la forza del Signore per combattere le sue debolezze. Lui sempre dice: io mi vanto delle mie debolezze, perché in quelle si vede la forza del Signore che vive in me. Lui cercava la forza del Signore per il cambiamento, e lui stesso dice: io, ebreo, figlio di ebrei, della tribù di Beniamino, circonciso l'8° giorno. Lui era proprio una persona che seguiva la legge, lui era uno che era zelante, e il suo zelo era nella persecuzione della Chiesa. Lui era un fariseo e ha cercato la forza del Signore per il cambiamento. Per questo in Romani 12 dice: siate trasformati mediante un rinnovamento della vostra mente. La forza del Signore ti può servire non solo in guerra, ma forse tu oggi stai cercando un cambiamento per la tua vita. È la forza del Signore quello che ti può dare questo cambiamento. Forse tu vuoi dire basta a qualcosa, forse stai cercando un cambiamento nelle tue debolezze, in qualche vizio, in qualche peccato, in qualcosa che non riesci a combattere. La forza del Signore è quello che ti può aiutare in questo. Non è il tuo impegno, non è la tua forza fisica, non sono i tuoi mezzi, non sono i tuoi carri e i tuoi cavalli, ma invoca il nome di Dio. Invoca il nome del tuo Signore, perché questo è quello che può aiutarti in questo cambiamento. È questo che ti può aiutare, come aiutò Paolo. Forse anche non sei come Paolo, non hai bisogno di questo, forse sei più come un Giobbe che ha perso qualcosa. Giobbe ha perso tutto, eppure Giobbe è riuscito a resistere a questa perdita attraverso la sua forza che traeva dal Signore. E cos'è successo? Che Dio gli ha ridato tutto quello che aveva, e anzi gli ha dato il doppio di quello che aveva. E forse tu oggi hai perso qualcosa, o senti la mancanza di qualcosa. Forse ci sono tante persone che qua non sono italiane, forse voi venendo in Italia avete dovuto lasciare indietro qualcosa, e forse questo vi manca dentro. Ma questo può essere colmato da una forza, che è quella che viene dal Signore. Ogni perdita, ogni mancanza è il Signore che te la può consolare. È Dio che ti può consolare, ti può ripristinare ciò che avevi e può darti il doppio. Forse oggi qua ci sono dei Pietro che invece vivono nella frustrazione di essere tornati a riva e non aver pescato niente. Confida nel Signore come fece Pietro. Gesù gli disse: torna a largo, getta ancora le reti. Pietro lo fece e tornò con una pesca miracolosa. Forse oggi tu sei frustrato perché ciò che fai non ti sta riuscendo. Forse sei frustrato perché stai provando a cambiare qualcosa, stai provando a cambiare qualcuno, stai provando a mettere la tua mano in qualcosa e non cambia, e non riesci a tornare vittorioso da questa cosa. E forse stai pensando di mollare tutto. Non farlo, ma trai la tua forza da Dio. Trai la tua forza da Dio e ascolta la sua voce che ti dice: torna a largo e getta ancora le reti, perché questa volta la pesca potrebbe essere miracolosa. Forse tu
vivi nell'incertezza del vero aiuto di Dio, come viveva Gedeone, che chiese una conferma, anzi 2 conferme a Dio che sarebbe stato con lui. O forse vivi nell'inadeguatezza come Geremia, a cui Dio ha dovuto dire: io ti ho scelto fin dal ventre di tua madre e ti ho costituito profeta sulle nazioni. In qualsiasi situazione tu stia vivendo oggi, in qualsiasi situazione, confida nella forza che viene da Dio. Confida nella forza che viene da Dio, perché per quanto tu possa impegnarti, per quanto tu possa essere muscoloso, per quanto tu possa avere risorse, la tua forza umana non sarà mai come la forza divina. Il vino che tu puoi produrre non sarà mai buono come il vino che Gesù trasformò quel giorno. La pesca che tu puoi fare non potrà mai essere miracolosa come la pesca che Gesù ti sta mandando a fare. Confida nel Signore, lascia tutto in Lui. Dio non è un mantra che devi dire Dio, 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 Dio. Dio è vivo, Dio è qua. Dobbiamo smetterla. Se c'è qualcuno che lo fa, non deve più farlo di venire in chiesa perché venire in chiesa è diventata una tradizione, o venire in chiesa perché è un obbligo venire in chiesa il sabato. Questa era la cosa che più mi dava fastidio di quando ero cattolico, e dopo che sono diventato evangelico, dopo che ho accettato Gesù, sono diventato cristiano più che evangelico, ho vissuto una cosa nuova. Non venivo più in chiesa perché era un obbligo, non venivo più in chiesa per tradizione, ma la mia paura è che questa cosa possa ritornare nelle nostre vite. No, non facciamo questo. Veniamo in chiesa perché qua sappiamo che c'è un Dio vivo. Veniamo in chiesa perché sappiamo che Dio è vero, che esiste. Veniamo qua per lodarlo, veniamo qua per ringraziarlo, veniamo qua per cantare a Lui e dirgli: Signore, tu sei la mia forza, tu sei il mio rifugio. Veniamo qua per riempirci del suo spirito. Non veniamo qua perché dobbiamo venire il sabato in chiesa e anche il mercoledì ogni tanto. No, non veniamo qua per questo. Veniamo perché vogliamo veramente riempirci di Dio, perché crediamo veramente nel suo agire nelle nostre vite, perché lo abbiamo visto. Ricordiamoci di ogni cosa che Dio ha fatto nelle nostre vite e veniamo qua per questo, perché vogliamo riempirci di Lui e vogliamo ancora vedere cose sovrannaturali e grandiose nella nostra vita. Vogliamo vedere come Gesù disse a Nicodemo, a Natanaele, vogliamo vedere gli angeli salire e scendere dal cielo. Vogliamo vedere cose grandiose. Veniamo qua per questo, per vedere cose grandiose nella nostra vita, cose che noi con la nostra forza umana non possiamo raggiungere, ma cose che se noi traiamo la nostra forza da Dio noi possiamo raggiungere. E ho finito. E non importa se tutto ciò che ci hanno insegnato è diverso da questo. Ci sono centinaia di passi, centinaia veramente di passi su trarre la forza da Dio, sul Dio che è la nostra forza, sul Dio che è il nostro rifugio. Ci sono tantissimi passi, uno più bello dell'altro. Ho voluto prendere proprio il Salmo 46 perché il Salmo 46 è stato scritto dai figli di Core. E forse voi vi ricordate chi è questo Core, lo leggiamo in Numeri, al capitolo 16 se non sbaglio. Core fu una persona che andò contro la leadership di Mosè e per questo motivo Dio lo fece inghiottire dalla terra. Core fu una persona che Dio punì con la morte, eppure i suoi figli scrissero questo salmo. Dimentica, se ti è stato insegnato qualcosa di diverso, da affidare la tua forza a Dio, da prendere la tua forza da Dio. Dimentica, non è importante quello che ti è stato insegnato, non è importante tutte le cose che tu hai imparato in passato e che non sono d'accordo con quanto oggi abbiamo sentito da parte di Dio. Decidi tu da chi trarre la tua forza. Decidi tu da chi trarre la tua forza. Decidi tu da chi trarre la tua forza.
Amen. Chiedo al gruppo di lodi di salire. Possiamo alzarci in piedi? Amen. Veniamo in chiesa veramente perché noi crediamo in questo Dio. Veniamo in chiesa per riempirci di questo Dio. Non perché dobbiamo farlo, non per tradizione, non per altri motivi vani e futili, ma vediamo perché crediamo veramente. Tante volte io sento dire che Dio ti benedica con lo stesso valore di ciao come stai. No, non diciamo Dio ti benedica con lo stesso valore di ciao come stai, diciamo Dio ti benedica credendo veramente in quello che diciamo, perché in queste parole c'è la forza del Signore, perché noi stiamo benedicendo una persona non con la nostra benedizione, ma con la benedizione di Dio sulla sua vita. Che tutti quanti noi possiamo veramente credere in questo, che la forza che viene dall'Eterno è superiore da quella che viene da noi, e da questo momento possiamo trarre la nostra forza da Lui. In qualunque situazione della nostra vita traiamo la nostra forza dal Signore, prendiamo la nostra forza dall'Eterno, perché dove alcuni si affidano ai carri e altri ai cavalli, noi invochiamo il nome del Signore e noi saremo quelli che rimarremo in piedi. Amen. Tu sei qui, sono pronto anch'io, ti prego riempimi ancora, che c'è ogni limite, ogni cosa che possa portarmi lontano da te. Accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Adoro te. Tu sei qui.
prenderemo la Santa Cena per ricordare la morte del nostro Signore e soprattutto la sua risurrezione. E questa sera volevo leggere con voi alcuni versetti dal Vangelo di Luca, il capitolo 24. Che dicono così: due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, egli fece come se volesse proseguire, ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta ormai per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Amen. Questo passo è il famoso passo dei due discepoli che andavano a Emmaus. E la cosa interessante è che questi discepoli hanno riconosciuto Gesù solamente dopo che si sono messi a tavola e hanno spezzato il pane. E Gesù ha benedetto il pane, ha reso grazie e l'ha dato a loro. Ho voluto leggere questo passo perché questo spezzare il pane e questo prendere insieme questo calice è un segno che ci distingue come figli di Dio, è un segno che ci distingue come cristiani, come questi discepoli hanno riconosciuto Gesù dopo che ha fatto questo, che le persone possono riconoscerci quando noi spezziamo il pane gli uni con gli altri, che le persone possono riconoscerci perché noi abbiamo comunione gli uni con gli altri. Ho voluto leggere questo versetto per ciò che noi predichiamo sempre, ovvero siamo uni in Cristo, che le persone possono riconoscerci come figli di Dio, perché noi siamo coloro che hanno la comunione, noi siamo coloro che spezzano il pane e che dividono il vino, che è il sangue di Cristo. Amen. Preghiamo insieme in questo momento per benedire questo pane che rappresenta il corpo di Cristo e questo succo che per noi rappresenta il sangue di Cristo che è stato versato per noi e che è il segno del nuovo patto che Dio ha fatto con noi. Signore Gesù, in questo momento vogliamo mettere, Signore, davanti a te questi alimenti che per noi rappresentano il tuo corpo e il tuo sangue, Signore. E siamo qua, Signore, oggi per celebrare, Signore, in questo memoriale la tua morte e la tua resurrezione, Signore, come tu ci hai chiesto di fare, per ricordare, Signore, ciò che tu hai fatto per noi, Signore, la cosa più grande che tu possa aver fatto per noi, Signore. In te solo noi sappiamo che abbiamo la salvezza, Signore. Questa sera noi lo vogliamo celebrare. Vogliamo, Signore, ancora intonare a te canti di gioia, ma in questo momento noi ti chiediamo che questo pane e questo succo, Signore, quando entrano in noi possono darci un'intimità con te ancora più forte, Signore. Sappiamo che sono solo alimenti, ma in questo momento li vogliamo consacrare, perché, Signore, quando entrano in noi tu possa agire, Signore, agire con potenza nelle nostre vite. Se tu puoi, Signore, se tu vuoi, cura, Signore, attraverso questi alimenti. Se è il tuo volere, rinnova, restaura attraverso questi alimenti. Avvicinaci sempre di più a te, Padre, che questa Santa Cena possa essere una Santa Cena che molti di noi ricorderanno per il tuo agire nelle nostre vite. Nel nome di Gesù benedici questo momento. Amen. Amen. Come sempre ricordiamo, chi non partecipa della cena se può stare seduto per facilitare la distribuzione.
la sua grazia mi ha rifatta, il mio cuore ha riscattato, mi libero, sublimi grazia, dolce il suono che salva il peccatore. Io cieco e mi hai guarito, perso e mi hai trovato. Adesso io posso vedere, io vedo i tuoi occhi di amore, perché io potessi vivere per me la sua vita. Amen. Allora, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, come segno di comunione, di fratellanza, prendiamo insieme questo pane che rappresenta il suo corpo. Allo stesso modo, dopo la cena, prendiamo questo calice che rappresenta il sangue del nuovo patto che è stato versato quel giorno sulla croce per noi. Pezzi era la mia vita, alla
sua grazia mi ha rifatta, il mio cuore ha riscattato, mi libera, sublimi grazia, dolce il suono che salva il peccatore. Io cieco ero e mi hai guarito, ero perso e mi hai trovato. Adesso io posso vedere, io vedo i tuoi occhi di amore, perché io potessi vivere per quella sua vita io sono imperfetto, ma il mio tesoro è in te, la vita dono, sarò il vaso per far vedere il tuo potere, sublimi grazia, dolce il suono che salva il peccatore. Io cieco ero e mi hai guarito, perso e mi hai trovato. Sublimi grazia, dolce il suono che salva il io vedo i tuoi occhi di amore, perché io potessi vivere per me la sua vita donna.
Facciamo un applauso al Signore per concludere questo culto nel migliore dei modi, perché Lui lo merita veramente, Lui merita molto, molto, molto più di questo, per tutto quello che Lui ha fatto per noi, per quello che ci fa vivere ogni giorno, perché Lui è colui che è e è forte dentro di noi, è forte dentro di noi. Tutto ciò che abbiamo lo dobbiamo a Lui e la nostra forza risiede in Lui. Amen. Prima di finire vi ricordo che questa sera c'è da mangiare. Kibi ripieno. Stavamo chiedendo questa settimana, kibi è fatto di carne ed è ripieno di carne questo, quindi doppia dose. Chi ha carenza di ferro questa sera facciamo il pieno, ok? Come sempre c'ha un prezzo, tu che questa sera non riesci a pagare non c'è problema, mangia anche te, stiamo insieme, facciamo comunione. Dio sono sicuro che benedirà la tua vita. Quando benedirà la tua vita tu avrai la possibilità di dare questi soldi alla Chiesa, non c'è problema, se sarà tra una settimana, tra un mese, tra un anno, non preoccuparti, siamo qua per passare un momento insieme di comunione, ok? Ultima cosa, perché voglio prendermi ogni responsabilità, ogni colpa di tutto ciò, ma da diverso tempo non festeggiamo i compleanni. Allora io mi sono ripromesso che da questa settimana, ogni settimana festeggeremo i compleanni, facciamo una preghiera per i compleanni. Ma visto che in questi ultimi 2 mesi non abbiamo festeggiato i compleanni, tutti coloro che hanno compiuto gli anni dall'inizio del 2022 fino ad oggi, se possono uscire qua, facciamo una preghiera veloce per concludere questo culto e benedire le vostre vite. Chi ha compiuto gli anni in gennaio, febbraio e nei primi giorni di marzo? Ah, tu. Sei serio, tutti quelli qua sopra, perché qua su. Yes. Qualche altro compleanno, basta? Ma potevamo aspettare, allora non serve a farli veramente tutte le settimane. Amen. Sueli, Melia, Eto, Andrea. Possiamo stendere le nostre mani verso di loro, che Dio possa benedire questo nuovo anno, e in questa preghiera già preghiamo per noi, per le nostre famiglie, per la nostra settimana, che possa essere piena della presenza di Dio. Signore Gesù, vogliamo pregarti in questo momento per la vita di queste 4 persone che hanno compiuto un altro anno di vita, Signore, nei primi mesi di quest'anno. Ti chiediamo, Signore, di benedire tutto questo loro anno, benedire le loro case, Signore, le loro famiglie, Signore, realizzare i loro sogni, Signore, e dargli prosperità in ogni modo, Signore, secondo la tua volontà, Padre. Ti chiediamo, Signore, di essere sempre con loro ogni giorno di questo nuovo anno, donandogli potenza, donandogli grazia, donandogli forza e protezione, Signore. Nel nome di Gesù benedici Suele, Melia, Eto e Andrea. Amen. Tanti auguri a te. Che Dio ti benedica, che benedica la tua settimana, che benedica ogni progetto che in questa settimana vorrai mettere davanti ai suoi piedi. Nel nome di Gesù, che ognuno di noi possa avere una settimana piena dello Spirito e della forza di Dio. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen.